Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo i principali fatti di oggi sui quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera con in primo piano questa tregua di 7 giorni in Ucraina per Ucraina nella morsa del gelo. Una tregua chiesta da Trump a Putin che ha accettato. E allora leggiamo: Trump su Kiev, tregua di 7 giorni e Putin è d'accordo. L'ho chiesta per il gelo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Zelensky ringrazia, Mosca tace. E poi l'Europa dichiara terroristi i pasdaran iraniani che finiscono nella blacklist delle organizzazioni terroristiche internazionali. E poi l'altra notizia in primo piano è legata alla Sicilia, all'emergenza di Niscemi. La frana avanza, tensione sui fondi del ponte. Salvini: non si tocchino quei finanziamenti. Il ministro delle infrastrutture continua a difendere strenuamente l'opera e soprattutto questi fondi che non devono essere dirottati peraltro, soprattutto per queste emergenze che hanno colpito la Sicilia in particolar modo, prima con il passaggio del ciclone Harry, adesso invece con questa frana a Niscemi. Andiamo a leggere ancora il racconto in volo sul precipizio, peggio del Vajont. Queste sono state le parole del capo della Protezione Civile siciliano. E ancora un'intervista alla geologa che dice ora sarà difficile salvare tutte le case. Vediamo anche le altre notizie. La cronaca: a Milano è un giallo, la morte di un ex banchiere giù dal balcone, i segni sui polsi. Il banchiere ucciso a Milano è un ucraino, si chiama Alexander Adaric, di 54 anni, ex banchiere e imprenditore con affari tra Cipro, Spagna e Lussemburgo. Assomiglia la sua morte sempre di più a un intrigo internazionale. A Crans-Montana c'è un quarto indagato per la strage. Si tratta di un dipendente del comune responsabile per la sicurezza pubblica e le ispezioni degli immobili. Christophe Ballet è indagato per il tragico rogo di Capodanno del Constellation con 40 morti, assieme a un ex funzionario del comune, sempre di Crans-Montana, e poi ai coniugi Moretti. Vediamo la Repubblica di oggi. Kiev, la tregua del gelo, l'annuncio di Trump a una settimana, per una settimana senza attacchi. Putin ha accettato e Zelensky ringrazia. E poi l'Iran sotto pressione. Si alza la tensione tra Stati Uniti e Iran, Stati Uniti che si dicono pronti ad attaccare il paese. Nell'area 12 navi da guerra americane e poi i pasdaran che finiscono nella blacklist dell'Unione Europea assieme agli altri gruppi terroristici. Salvini: no ai soldi del ponte. Vediamo nel taglio centrale di Repubblica per Niscemi, 1,2 miliardi di danni. Questa è la stima ed è scontro sui fondi del ponte, su cui Tajani in un primo momento apre. Salvini assicura che il governo troverà le risorse per Sicilia, Calabria e Sardegna, ma il ponte serve ai siciliani. La Stampa: Trump, tregua del gelo. Anche qui apertura dedicata a questa tregua di una settimana in Ucraina. Anche Putin è d'accordo. Il presidente: la Russia non colpirà le città ucraine per una settimana. E poi Minneapolis, arriva il nuovo capo, ora solo azioni mirate. L'agenzia potrebbe ritirarsi. Questo per quanto riguarda invece gli Stati Uniti. Nel taglio centrale vediamo le mie note tra Benigni e Fellini, un'intervista a Nicola Piovani, il compositore da Oscar, che racconta 50 anni di carriera e i rapporti con i grandi registi, tra cui appunto Benigni, che ha vinto 3 premi Oscar per La vita è bella, la cui colonna sonora appunto è stata realizzata da Piovani. Vediamo le altre notizie. Niscemi, scontro sui fondi del ponte, case a rischio, ipotesi polizza obbligatoria. Da qualche parte nel ventre spezzato di Niscemi ci sono strumenti di monitoraggio delle frane dimenticati da 20 anni come roba vecchia. Le polemiche accompagnano questa tragedia che stanno vivendo i niscemesi, perché
ci sarebbero stati degli allarmi che non sono stati considerati nel corso degli anni. Soprattutto ricordiamo un'altra frana nel 1997, dopo la quale nulla è stato fatto, soprattutto dai governi regionali che finiscono sotto accusa. Finisce sotto accusa soprattutto l'attuale ministro Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile, che ricordiamo è l'ex governatore siciliano, tant'è che le opposizioni appunto chiedono le dimissioni di Musumeci. Allora lo vediamo sull'Unità: governo sciagurato su Niscemi, l'opposizione, Musumeci vattene in Sicilia, allarmi ignorati e fondi mai spesi. Dicevamo, questo di Niscemi è un tema che è diventato uno scontro sul piano politico, e allora andiamo a vedere anche domani. Niscemi e i progetti mai finanziati, Musumeci nel mirino, si dimetta. Nel 2024 risorse per 12 piani ma non per la frana del comune colpito. Retromarcia poi di Forza Italia sui fondi del ponte, che ha fatto storcere il naso a Salvini. La situazione poi è stata ricompattata dalla Premier, che ha rassicurato Salvini dicendo che questi fondi non verranno toccati. Le opposizioni: il ministro della Protezione Civile vada via, era lui presidente della regione siciliana. E ancora vediamo Libero invece, che scrive in alto: ci prendono per Niscemi. La sinistra chiede di dirottare una valanga di milioni, i soldi del ponte, appunto sulla città costruita sulla sabbia, e prova a incolpare il governo per decenni di incuria totale. Le altre notizie sempre sulla prima pagina di Libero: Olimpiadi al PD, loro dei cretini. Autosabotaggio dei Dem che alzano la tensione sui giochi e domani vanno in piazza con i fischietti a Milano contro l'AIS, la temuta polizia americana di cui abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni e di cui si sono occupate tutte le testate dopo gli arresti e le violenze nei confronti dei cittadini del Minnesota. E poi il sindaco Sala applaude. Si parla anche di Conte ai tempi premier italiano. Se ritorniamo ai tempi del Covid, un testimone inguaia Conte sulle mascherine strapagate: le offrivo a prezzi bassi, respinto. Il Giornale, ecco, che apre con questa notizia: lo scandalo grillino, scrive, mascherine, Covid e quei 13 milioni, gli affari tra la Cina e il Movimento 5 Stelle, le provvigioni finite a personaggi vicini a Conte, a fondo di Fratelli d'Italia, riferite in aula. Il sospetto che la magistratura abbia risparmiato chi ha fatto affari con la pandemia scuote il Parlamento di Buonmattino, con Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia che chiede al ministro della Giustizia Nordio di spiegare l'iter e il destino delle diverse inchieste. Restiamo su questa pagina: gli sciacalli PD a Niscemi attaccano ponte e governo. La Protezione Civile intanto definisce questa situazione peggio del Vajont. Nella foto che vediamo nel taglio centrale c'è il segretario della CGIL Maurizio Landini. Quest'uomo preferisce i coltelli nelle scuole, scrive il Giornale. La CGIL contro i metal detector che erano stati pensati per ridurre i rischi appunto di episodi di violenza all'interno degli istituti scolastici, in riferimento al caso di La Spezia, dove un ragazzo ha ucciso un coetaneo, un ragazzo di 18 anni ha ucciso un coetaneo a scuola con un coltello. Cambiamo pagina, vediamo il Quotidiano Nazionale, il resto del Carlino. In alto si parla ancora dell'omicidio di Pierina Paganelli. Manuela, la nuora, 6 ore dal PM, ma la sua posizione non si è aggravata. E poi vediamo come cambia
come cambiano alcune cose per quanto riguarda il decreto legato al PNRR, meno burocrazia dal POS, scusate, all'ISEE, ma sparisce il salva imprese. Andiamo a vedere appunto cosa prevede questo decreto, lo vediamo sul Sole 24 Ore, ISEE e aiuti alle piccole e medie imprese. Ecco il decreto PNRR, dopo il Consiglio dei Ministri appunto che ha approvato ieri questo testo, stop all'obbligo di conservare le ricevute dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, via libera all'acquisizione automatica dei dati dalla piattaforma nazionale. Leggiamo: il decreto legge sul PNRR approvato ieri in CDM fa un passo avanti verso l'ISEE automatico e sulle regole taglia veti, semplificazioni in arrivo sull'obbligo di conservazione delle ricevute per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, poi alleggerimento anche per gli obblighi di comunicazione degli incentivi erogati alle microimprese quando i dati sono già contenuti nel registro nazionale degli aiuti, e poi la carta d'identità sarà valida senza scadenza per gli over 70, queste alcune misure contenute appunto nel decreto votato ieri e approvato dal Consiglio dei Ministri. Super bonus nel 2025 sono stati spesi altri 5,3 miliardi, in totale è costato 170 miliardi, questi sono i dati dell'Enea. Sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore vediamo OpenAI, i big preparano 60 miliardi e la Cina lancia la sfida agli Stati Uniti. L'intelligenza artificiale continua ad essere il motore dei mercati. Nvidia, Microsoft e Amazon sono in trattative per investire fino a 60 miliardi di dollari in OpenAI, la società che produce ChatGPT, una mossa che si inserisce nell'ambito di un nuovo maxi round di finanziamento che potrebbe arrivare complessivamente a 100 miliardi di dollari. E intanto la Cina lancia la sua sfida agli Stati Uniti sull'AI. Pechino punta su una rete elettrica ampia e flessibile per permettere i costi contenuti e sull'adozione di software aperti. Il Fatto Quotidiano, vediamo il titolo di apertura: buongiorno Enco, separare parlamentari e avvocati, conflitti di interessi, la leghista difende un carabiniere nel caso Cucchi. Buongiorno, ricordiamo, avvocato ma anche parlamentare, e di questo si occupa oggi il Fatto Quotidiano. Un altro caso, il legale di Forza Italia assiste imputato di mafia e il comune si astiene. La Verità di oggi mette in primo piano la vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, che è stato condannato dopo aver sparato a 3 rapinatori, uccidendone 2 e ferendo il terzo. Il gioielliere costretto a pagare il danno biologico è stato riconosciuto al rapinatore e una delle motivazioni per il risarcimento al bandito sopravvissuto. In tutto sono una quindicina i familiari dei malviventi beneficiati, tra loro pure i conviventi dei morti, ma alla compagna di una vittima di Nassiria lo Stato non diede un soldo perché non era sposata. Il paradosso che oggi la Verità mette in primo piano. E poi ora gli sequestrano anche la casa, tornando al gioielliere. Ruggero è sul lastrico dopo questo fatto di cronaca che lo ha visto protagonista. Ci fermiamo, una breve pausa, ritorniamo tra poco con le notizie naturalmente siciliane e un focus sulla situazione di Niscemi. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ben tornati. Allora ci occupiamo dei fatti siciliani. Prima di tornare alla lettura dei quotidiani oggi in edicola, vediamo gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito siciliaweb.it e vediamo in primo piano la cronaca. C'è stato uno scontro frontale sulla statale 121
tra un'automedica e un furgone ci sono 3 morti, impatto nel palermitano appunto sulla 121 catanese. E poi vediamo le altre notizie. Vento e mareggiate, Licata flagellata, questa è un'altra notizia, un altro aggiornamento di questa mattina. Ad Agrigento, Licata flagellata dal maltempo, una notte di vento, pioggia e mareggiate ha causato danni in città. Una casa nel cortile Gambino è crollata, mentre al cimitero di Marianello un grande pino abbattuto dal vento ha distrutto ringhiere e danneggiato alcune tombe. Il sindaco ha disposto la chiusura di cimiteri e ville comunali. Tecnici e operai del comune sono al lavoro, quindi la Sicilia ancora nella morsa del maltempo, continuano ad esserci danni in tutta la regione, i danni più consistenti, ricordiamo, la settimana scorsa causati dal ciclone Harry, non solo mareggiate che hanno colpito duramente tutta la costa siciliana, ma anche purtroppo la situazione a Niscemi che continua a diventare sempre più emergenziale. Allora torniamo alle prime pagine dei quotidiani, vediamo Repubblica Palermo, l'apertura dedicata proprio a Niscemi ma anche alla polemica politica. Musumeci scarica i sindaci, il ministro per le autorità locali, nessun problema dopo la frana del 97, la replica del primo cittadino, fatti molti appelli e poi maltempo sì ai ristori. Continuiamo a leggere sulla prima pagina campagne social e concerti, le proposte degli artisti, la campagna di Repubblica che raccoglie le voci di artisti, intellettuali, scrittori, attori, musicisti per rilanciare le loro proposte sul dopofrana di Niscemi. Dacia Maraini chiede coraggio, Emma Dante suggerisce di spostare i fondi della ponte sulle urgenze e Maria Grazia Cucinotta promuove una raccolta fondi. E proprio questa proposta di spostare i fondi della ponte sui danni del maltempo è stato oggetto di discussioni all'interno della maggioranza di governo, come abbiamo visto appunto prima durante la rassegna stampa nazionale, perché il ministro Salvini ha sottolineato questi fondi non si toccheranno, serviranno appunto per l'infrastruttura. Da Noto Antica a Poggioreale, l'isola dei paesi fantasma. La paura è che il cuore di Niscemi resti senza vita e che diventi uno dei borghi fantasma della Sicilia. Vengono chiamati così i centri storici e le frazioni abbandonate dalla popolazione dopo terremoti, alluvioni e frane o per il rischio di nuovi smottamenti. Luoghi dove il tempo si è fermato in un preciso istante, quasi fossero piccole Pompei siciliane. È inevitabile che accada lo stesso per quel che resta del centro storico di Niscemi, ha detto Francesco Finocchiaro, architetto etneo della Direzione Nazionale Archeo Club. Vediamo nel taglio basso poi questa storia. Lui aveva ricevuto la grazia qualche tempo fa dal capo dello Stato Mattarella, il ragazzo libico graziato appunto da Mattarella adesso fa il corso da allenatore e sogna il Palermo. Alaa Faraji, ex calciatore libico in cella a Lucciardone, recentemente graziato dal presidente Mattarella, sta seguendo un corso per allenatore di calcio nelle squadre giovanili. Al mattino lascia la sua cella dove fa ritorno in serata. L'idea è nata dopo una visita in carcere di una delegazione del Palermo guidata dal presidente Dario Mirri, che vediamo appunto in questa foto assieme a questo giovane libico. Il dirigente si è interessato alla storia del trentenne libico e se supererà gli esami per allenatore in programma ad aprile, Alaa potrà allenare una delle squadre giovanili in rosanero. Vediamo all'interno di Repubblica Palermo naturalmente l'apertura dedicata a Niscemi, ore scontro sulle responsabilità, Musumeci attacca i sindaci, il ministro nel mirino dell'opposizione scarica però le colpe sul comune. Per le autorità locali dopo la frana del 97 niente più problemi, ha detto appunto Musumeci. L'ex governatore annuncia una commissione di inchiesta amministrativa.
E poi la replica dell'attuale primo cittadino, carte a posto. Il procuratore di Gela, indagine su diversi enti, danni del maltempo, ok, della regione ai ristori. E qui vediamo Renato Schifani, il presidente della regione siciliana. La giunta ha dato il via libera appunto alla fase, a quelli che saranno i ristori, mentre il ministro Musumeci annuncia, come abbiamo sentito, l'istituzione di questa commissione di indagine per capire come mai in questi anni, tanti anni, dal 97 ad oggi, quando ci fu un'altra frana, non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza il paese o comunque per adottare delle misure diverse per evitare appunto quello che stiamo raccontando in questi giorni e in queste ore. Intanto c'è un'intervista al parroco di Niscemi, Don Cafà. Setaccio il paese in cerca di case disponibili, case che possano ospitare gli sfollati. Don Cafà contribuisce ai soccorsi e va alla ricerca di alloggi. Gli abitanti di questa cittadina hanno un cuore grande. Passaparola, amicizie, gruppi WhatsApp, chiedo ovunque. Gli sfollati sono stati accolti anche da persone che non conoscevano. A pagina 3, 4.000 studenti sono rimasti ora senza lezioni. Il sostegno degli psicologi ancora incerta, la data di ripresa dell'attività scolastica. Per molti si prospetta la didattica a distanza. E poi vediamo anche questa notizia. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco che stanno operando strenuamente, non solo per recuperare oggetti degli sfollati che sono rimasti nell'area rossa, nella zona rossa, ma anche gli animali di queste persone. Dagli asini ai pappagalli, i vigili del fuoco hanno salvato 300 animali. La frana di Niscemi lascia senza casa anche molti animali. Al momento gli ultimi ad essere recuperati sono stati 15 cavalli, 3 asini e 2 cani rimasti isolati per 4 giorni a valle del fronte di scivolamento a circa 150 metri dal movimento franoso. I vigili del fuoco li hanno messi in sicurezza al termine di un intervento complesso. La squadra ha dovuto realizzare un sentiero di 2 chilometri superando dislivelli superiori ai 10 metri derivanti dall'accumulo della terra di riporto. E poi vediamo questa notizia. Oggi Repubblica ricorda quelle aree della Sicilia che sono diventate dei borghi fantasma dopo appunto delle calamità naturali, così come sta accadendo a Niscemi, che potrebbe diventare un'ennesima appunto città deserta. Da Noto Antica a Poggio Reale, la Sicilia dei paesi fantasma, così titola Repubblica Palermo questo articolo. Borgate, interi comuni abbandonati a causa di terremoti, alluvioni e smottamenti. Gli abitanti di San Fratello fuggirono ad Acquedolci a causa della frana di San Valentino, venne ribattezzata così, e qui appunto vediamo alcune foto di questi luoghi che ormai sono totalmente disabitati. I terreni franosi minacciano altre località dell'isola dove si stanno lentamente svuotando antichi quartieri sempre meno sicuri. E poi vediamo ancora su questa pagina un'intervista al geologo dell'Università di Firenze Nicola Casagli. Una frana così non l'avevo mai vista, dimensioni ciclopiche. Anche i tecnici, i geologi sono tutti riuniti a Niscemi anche per studiare questo movimento franoso che sta mettendo a rischio e sta minacciando buona parte delle case appunto del paese. La zona rossa di Niscemi sarà ridotta alla fascia di 100 metri, ma non potremo farlo prima di 2 settimane. Di certo parte del centro storico è da delocalizzare, questo il parere appunto di questo geologo venuto da Firenze.
La prima pagina della Sicilia con le parole di Siciliano, Niscemi è peggio del Vajont, allarme del capo della protezione civile, il fronte avanza, la zona rossa sarà allargata e poi Musumeci in Consiglio dei Ministri, droni e satelliti per monitorare, niente più cemento in 25 chilometri quadrati. E allora andiamo a vedere questa notizia: nuove misure per il post-disastro e limiti per le case presenti ad ovest della collina, continuano gli scricchiolii e i viaggi dei vigili del fuoco nelle case che ormai sono deserte, ma si parla anche di opzioni da dare a chi è rimasto senza casa, agli sfollati. C'è l'idea di una New Town. Gela offre un terreno, c'è pure l'idea di una zona più ad est e quindi la possibilità appunto di costruire in un'altra zona e spostare queste persone che hanno le abitazioni in un'area ormai off limits, così come è stata più volte definita dai tecnici. E poi andiamo a vedere sempre sulla Sicilia, pagina 3, gli sversamenti nella collina segnalati da ARPA, le tante carte di questi anni che forse avevano già definito quest'area come una zona altamente a rischio. E qui vediamo la frana sulla strada provinciale 12 di Niscemi, risalente al febbraio del 2019, la matrice di molti degli avvenimenti che appunto stiamo vedendo in questi giorni. Vediamo il giornale di Sicilia, che parla appunto di del futuro, una nuova Niscemi, via dalla frana, si cercano aree sicure per ricostruire parte del paese, la protezione civile, peggio del Vajont. Ma sulla prima pagina si parla anche di un'altra notizia, il giallo di questi 3 cacciatori morti, giallo dei 3 uccisi, parola ai periti e all'autopsia, la strage nel bosco sui Nebrodi. Si cerca di capire se si è trattato di un incidente di caccia o invece di un tragico epilogo di una rissa. Siamo a Montagna Reale, interrogatori e accertamenti dei RIS. Si parla anche dello Zen di Palermo, altra lite allo Zen, ragazzo minacciato con l'accetta, il minorenne assalito è uno di quelli ritratti nella foto prima della strage di Monreale. Vediamo un'ultima prima pagina. La Gazzetta del Sud, anche qui apertura Niscemi, la frana non si ferma, è scontro governo-opposizioni, ma vediamo anche qui il giallo dei 3 cacciatori uccisi, l'eccidio nei boschi di Montagna Reale, si cerca di capire cosa sia accaduto, incidente, lite o regolamento di conti. E poi CCPM accorpato a Catania, il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina dovrebbe essere aggregato al reparto per adulti del Rodolico San Marco, De Luca dei 5 Stelle, scelta politica. Taormina e Messina perdono così il centro di eccellenza appunto di cardiochirurgia per i bambini. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, la nostra rassegna stampa ritorna domani mattina.